8, 9 e 10 novembre, un grande spettacolo, pensate, la parrucca di Mozart, un po' un racconto di quelle che sono state le lettere scritte da Mozart, un testo rivisto da Lorenzo Cherubini Jovanotti e le musiche scritte da Bruno De Franceschi. Ho scritto questo libretto che poi attraverso la musica di Bruno è diventato un'opera che costruiremo insieme. Adesso siamo alla 132. È sicuramente uno spettacolo al civico che farà un po' la differenza. Intanto noi siamo in compagnia di Francesco Milita, buonasera, che è il direttore di questo gruppo di ragazzi che si cimenteranno in un'opera non semplicissima. No, il gruppo è l'orchestra giovanile del Conservatorio, sono tutti ragazzi dall'età media di 14 anni, frequentanti i corsi inferiori o preaccademici, quindi è un piccolo miracolo il fatto che questi ragazzi possano eseguire un'opera del genere, devo dire abbastanza complessa, e nella buca del teatro civico. Cioè, che è poi piccolina. È piccolina, loro sono circa 40, poi non è disposta davanti al palco, ma è sotto il palcoscenico, con tutte le difficoltà che ne derivano, insomma si comportano da veri professionisti. Ecco, ma parliamo della parrucca di Mozart. Certo è che Lorenzo Cherubini, insomma, ha scritto delle cose direi anche abbastanza particolari, poi se si pensa che è in riferimento alle lettere scritte da Mozart, insomma fa un po' pensare, no? Ma se c'è un musicista, il musicista prodigio per eccellenza, eterno bambino, visionario, che nella musica ha descritto i drammi, le gioie di una fanciullezza eterna e quindi di un'ingenuità profonda, quello è Mozart. Io ho notato, non conoscevo a fondo la musica e i testi di Jovanotti, ho un po' analizzato la sua poetica e devo dire che anche lui ha dentro di sé questo fanciullino eterno, questi testi così visionari. Quindi forse, conoscendo egli stesso la figura di Mozart, si è associato fino in fondo con la sua poetica alla descrizione di questo personaggio geniale. Ha tratto spunto dalle lettere, come dicevi, e ha ricavato un testo che è frizzante, un testo che sa comunicare ai giovani effettivamente la personalità di questo Mozart, che poi in fondo è sconosciuto ai ragazzi. Ecco, lei poi durante la conferenza stampa ha citato proprio dei testi che l'hanno fatta pensare di Jovanotti. Jovanotti affronta un tema complicatissimo, entra quasi nell'accademia. La scena 5 è dedicata al contrappunto. Per la precisione alla fase in cui Mozart dovette andare, fu portato dal papà a Bologna. Come tutti i musicisti di quell'epoca poi, no? Che dovevano Bologna era un riferimento per lo studio della polifonia, del contrappunto, e il grande musicista di riferimento era appunto padre Martini. Mozart fu portato da Leopold a studiare il contrappunto a Bologna e a fare un esamino. Ovviamente un prodigio come Mozart non aveva bisogno di studiare, di conoscere il contrappunto. Jovanotti ha colto questo particolare, per cui Mozart non si accontenta di studiare il contrappunto perché bisogna studiarlo, ma chiede a padre Martini: mi spieghi, mi faccia capire cos'è il contrappunto. Ed è qui che la cosa mi ha abbastanza sorpreso. Per bocca di padre Martini, Jovanotti spiega la sua visione, quello che lui ha capito del contrappunto, ed è bellissimo. Che non è neanche tanto semplice da spiegare. No, perché il contrappunto è una tecnica compositiva che richiede anni e anni di studio, insomma gli allievi, anche i nostri allievi le prime volte, ma cos'è il contrappunto, dei metodi, dei libroni, dei metodi ottocenteschi che spiegano regole. Invece Jovanotti ha colto l'essenza, cioè il contrappunto è la descrizione di più eventi che avvengono in maniera simultanea. Anche il cinema moderno poi si basa su questo, pensiamo anche a Altman, a registi che collocano diverse realtà tutte insieme che alla fine del film si ritrovano e si risolvono. E così è, questo è il contrappunto, ma Jovanotti lo spiega in maniera descrittiva, devo dire eccezionalmente poetica. Se io dico casa, padre Martini dice a Mozart, insomma, il contrappunto, io dico casa e tu pensi ad una strada. E nella strada, sotto la strada c'è la fogna nera che scorre. E intanto c'è un gatto che insegue un topo che scappa. Dall'altra parte un vigile che corre.
e poi sulla panchina due innamorati che si baciano e di là sta scoppiando una guerra. Ecco, il contrappunto è l'arte di narrare in poco spazio la terra, il cielo e il mare. Mozart resta stupito e dice: ah, padre Martini, detto così, il contrappunto è una bella cosa, io lo voglio studiare. Carino, insomma. Ritorniamo a parlare di questo spettacolo, La parrucca di Mozart, parliamone sotto l'aspetto organizzativo. So che voi siete diversi mesi, insomma, che provate, che studiate per portare sul palcoscenico questo spettacolo che, come dire, viene proposto poi da Teatro Io Musica, dal Comune di Sassari, naturalmente dal Conservatorio di Sassari. C'è stata questa idea lanciata dal professor Stefano Mancini. Io non conoscevo quest'opera, quindi mi è stata mostrata la partitura e la proposta di farla eseguire dai ragazzi dell'orchestra. Si pensava anche ad utilizzare un cast esterno, insomma qualche professionista, invece la vera scommessa è stata quella di realizzare tutto con le forze del conservatorio, quindi gli attori, i cantanti, sono tutti allievi del conservatorio, addirittura sono musicisti che si sono prestati a fare gli attori. Ripeto, l'età media dell'orchestra è 14 anni, il cast sale un pochino perché sono allievi anche di canto che quindi sono un po' più grandi, ma intorno ai 20 anni i cantanti. La partitura è abbastanza complessa, la musica è molto bella, il compositore Bruno De Franceschi, non ne abbiamo ancora parlato, ma merita una menzione perché padroneggia un linguaggio moderno, politonale, in maniera assolutamente perfetta, quindi non si percepisce all'ascolto l'estrema difficoltà, la varietà armonica insita in questa musica. Buongiorno. Inizia un'altra giornata di prove al Teatro Signorelli. Seconda allora, Sono le 9:30 di mattina. Pronti? Generosità, non te lascio lasciare andare giù, questa musica che poco ancora manca, la vedi a lavorare, Mozart! Ecco, i ragazzi in questo caso quando si sono ritrovati, lei diceva, per dire, passare da un do maggiore a cambiare completamente, ecco, come sono trovati i ragazzi questi scambi armonici all'interno di queste aree, di queste musiche, queste canzoni? Realizzare un'opera è comunque come costruire una grande struttura, una grande architettura, si parte davanti all'impossibile quasi. Ecco, ma loro si aspettavano, insomma, che fosse così difficile oppure sono partiti col pensiero a Cherubini, una cosa nuova, sicuramente sarà molto semplice? Ma il bello è sempre pensare che anche se la cosa è difficile sia fattibile con la disciplina, e questo è fondamentale, lo studio e la costanza. Quindi quello che noi dobbiamo insegnare, il nostro scopo è quello di insegnare all'allievo a non spaventarsi davanti a una difficoltà del genere, ma ad abituarsi ad affrontarla con diligenza, con continuità. E adesso questi ragazzi, ripeto, di secondo, terzo anno di conservatorio, qualcuno qualche quarto anno, 14enni, riescono a eseguire insieme all'interno dell'orchestra delle cose che prima sarebbero state quasi impensabili. Ecco. Studio, disciplina e buona volontà. Non si dica che sia ricca, se sia lunga, se sia bella, purché porti la monella, voi sapete quel che fa. Intanto siamo in compagnia dell'assessore, buongiorno. Buongiorno. Ma è certo che un po' di soddisfazioni quando si propongono spettacoli di questo tipo, insomma, l'amministrazione e la città, insomma, credo sia tutto positivo, no? Sì, assolutamente. Come ti dicevo prima, quando si presentano progetti come questo ritorna un po' di entusiasmo in un momento così, insomma, difficile, soprattutto per il mondo della cultura, ma non solo. La parrucca di Mozart è un progetto ambizioso che vede coinvolta la Cooperativa Teatro e Musica, il Conservatorio e il Comune di Sassari come supporto non solo logistico, insomma, per un progetto che vedrà cimentarsi i ragazzi del Conservatorio con un'opera scritta da Lorenzo Cherubini, noto Giovanotti, La parrucca di Mozart. Grazie Assessore, appuntamento 8, 9, 10, Teatro Civico, Palazzo di Città, Sassari. Grazie.